Scatman's World. Bella raga, c'è il comandone veneziano, siamo entrati su Football Manager, siamo contro l'Entella che è 22esimo in classifica. Andiamo a vedere il calendario, abbiamo il Virtus Entella che è 22esimo, poi abbiamo il Coppa Italia quarto turno del Sassuolo, partita difficile ma sarebbe bello passare, e poi il Cesena che è 12esimo. Speriamo di fare un buon risultato. Allora, abbiamo Riccardo Solini purtroppo fuori 3 settimane, il porco, per un'infiammazione al tendine. Allora si mette il buon Capone. Togliamo via Orso, ok. La squadra è ben messa, quindi possiamo andare con... Si può andare tranquillamente con la titolare. Ok, speriamo in un risveglio anche di Capone. Cutrone comunque 18 gol su 16 partite, non mi sembra malissimo. Andiamo ragazzi, siamo secondi in campionato a 3 punti dal Pescara, 34 Pescara, 31 Venezia. Il sogno di andare subito in A è grandissimo, però sarà molto molto dura. Sappiamo che il campionato di Serie B è molto difficile, molto complicato. Ai ai ai. Ok, ecco la classifica. Il Pescara oggi non gioca. Ok, andiamo. Sì, noi ci crediamo. Vaffanculo, non mi interessa di Keita. Applichiamo il consiglio. In bocca al lupo, attacchiamo. Però bisogna attaccarli ragazzi. Bisogna assolutamente attaccarli. Il Sant'Elena esplode. Vai che andiamo ragazzi. Venezia, Entella. Partita da vincere assolutamente per mettere pressione al Pescara dei record. Vai Piantina. Vai Pianta. Aspetta un attimo. A sto punto cambiamo. Mettiamo... sì no beh già regista. Facciamo così dai. Attenzione, brutto tiro di Piantina, che però è in ripresa dopo un inizio di stagione a dir poco sconcertante nel campionato cadetto. Sembra nervoso Leo Stulak. La squadra non sta girando. Incoraggiamoli. Vai Piantina, vai Patrick, il nostro Sheva. Vai Putrone. Fuori di poco. Ragazzi sveglia però, ragazzuoli sveglia. Non capisco, teoricamente. Ah, ecco cos'è. Mettiamo così, dai. Cutrone, boom! Patrick Cutrone, 19esimo gol per l'asso veneziano. 1-0 Venezia. Cutrone show, signori. Cutrone show. Attenzione a quadro. Bisogna vincere, raga, a tutti i costi. Vai Garo. Il Garo per Hilemark. Bellissimo, il Venezia si sta svegliando in questa Serie B. Garofalo. Cutrone, peccato. Però grandissime azioni da parte del Venezia. Un Venezia sontuoso. Vai Patrick. Mamma mia il Cutro. Stulak. Capone. Cutrone. 20 reti e siamo a dicembre. Neanche a dicembre. Mamma mia Patrick. Mamma Patrick. Bravissimo Stulak. Mamma mia che squadra adesso. Siamo veramente tornati. Edera. Vai Piantina. Carta la recupera. Bravissimo Vitturini. L'Intera sta tentando di tenere palla, ma i fischi del Sant'Elena sono in creazione Baraie. No. Incredibile gol. 2-1 Plizzari, non poteva fare assolutamente nulla qua.
Proprio un gol alla fine del primo tempo non ci voleva. Non vi rilassate. Cutrone è confuso. Beh, però almeno si è abbassata un po'. Ragazzi, stiamo attenti che da 2-0 non voglio errori, abbiamo dominato. Vai al quadro, Bomber Marchizza. No, gol! Gol! Capone è tornato al Capone! E finalmente gol di Al. Eh sì, questo Venezia adesso sta carburando in maniera devastante. E adesso facciamo qualche cambio. Allora, vediamo chi è stanco. Allora, togliamo Hilemark e mettiamo Pippo Menegoni. Vai di Pippo. E poi togliamo Piantina e mettiamo Agi, che credo in questo giovanotto, però ancora non ha dimostrato molto per il momento. Vai Stiulak. Capone. Vai Al. Ah. Troiano recupera. Devo stare attenti. No, cosa sto... Marchizza sbaglia. Bravo Plezzarri. Sì, però queste con squadre più forti la paghiamo, questo errore qua. C'è poco da fare. Ultimo cambio. Mettiamo Fofana. No, Fofana non è che messo, però vabbè. Lo mettiamo Pellegrini per Garofalo, che non sta giocando molto per il momento, Luca. Ok, così vediamo un po' il ritmo partita. Attenzione a quadro. Di testa, gol! Ma non ci credo, palo dopo fallo di Bianchi. Dai ragazzi, andiamo a casa con altri 3 punticini fondamentali. Bravo a quadro. Patrick vuole Atrick. Atrick. Ma quadro che assist. Patrick Cutrone 4-1. E un solo grido. Si alzerà. Il Venezia proprio in Serie A. Siamo grandi, vinceremo. Il Veneto siamo noi. Ale, vai Capone. Vai Al. E si va a vincere con un 4-1 perentorio. Bella vittoria, veramente una vittoria devastante. Siamo adesso a pari punti, però il Pescara deve ancora giocare. E intanto qua facciamo dopo. Mamma mia che risultato. Cutrone, Patrick mio. Il mio Patrick. Allora, complimenti per lo stato recente. Sì. Ok, dopo partita. La partita di Cutrone è un fattore, sì, è stato grandioso Cutrone. A quadro sta giocando benissimo. Cutrone è un mito. Giocare in casa è utile. Molto bene. Perfetto. Siamo in Coppa Italia contro il Sassuolo che ha 11 punti, cioè che 11 punti, che è 11esima in Serie A, quindi sarà molto dura. Qua stiamo giocando tutti bene, anche Vittorini onestamente, però abbiamo Fofana. Io rimetterei Fofana. La squadra è questa, Orsolino chiaramente è ancora rotto. Ilemark è l'unico che ha il punteggio basso, però è comunque un giocatore che ha esperienza. Speriamo bene offerta. È prestiti, ok. Vabbè, ciao. Chiaro che non parte. Dai ragazzi, Coppa Italia al Mapei Stadium, partita secca. Sarebbe bello vincere contro una squadra di Serie A, ma forse non siamo neanche tanto pronti, però non si sa mai. Ma il Sassuolo ci prende sotto gamba. Vai.
Sassuolo-Venezia contro una squadra di Serie A, così possiamo testare questo Venezia. Vai Hilemark. Gli Oriente ha comprato. Sparo, che Sassuolo, fioi. Sassuolo con l'Oriente me lo godo, attenzione Ragusa, però vedo già un Sassuolo caparbio, Dai ragazzi, voglio il miracolo. In questa Team Cup. Plizzarri, bravo Plizza, il Plizza me lo godo. Dai, dobbiamo stupire il mondo, signori. Comunque, secondo me... Beh, in realtà forse hanno venuto Berardi, probabilmente. Però c'hanno una squadra forte, Pellegrini, Sensi, Acerbi, Consigli, tutta una squadra, insomma, di gente esperta che ha giocato anni in Serie B, però per il momento teniamo botta, anche se stanno giocando loro. Bravo Fofa. Laribi, Lecrie, Aia, Pellegrini, gollazzo, incredibile. Incoraggiamoli. Beh ragazzi, era abbastanza scontato purtroppo. Però calma, non è ancora finita a quadro. Piantina, 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 piantina! Consigli la para purtroppo. Però ci siamo affacciati anche noi. Proviamo ad attaccarli. Attenzione Sensi, sto Sassuolo gioca. Bravo Plizza. La butta su Plizza per Cutrone. Hilemark ammonito, non va bene Capone. Capone. Vai Alper, Hilemark. A quadro. Piantina, piantina. Piantina! Fuori, niente. Oggi sto anno Piantina le tira in curva tutte quasi. Due centrocampisti a monito non è una cosa che mi piace molto. Non mi piace molto questa cosa. Non stiamo giocando malissimo, però purtroppo. Possiamo farcela, raga. Togliamo un Hilemark deludente e mettiamo DHT. E levo anche a quadro. E mettiamo Pippo Melegoni. Voglio rischiare con due cambi subito a centrocampo. Voglio rivoluzionare il centrocampo. Dai ragazzi, cerchiamo di attaccarli. Gazzola. Ocio, Pellegrini. Mamma mia, Pellegrini, fioi. Sensi. Bravo Plizza. Dai ragazzuoli, dai. Vai Garofalo. Il Garo c'è! 1-1 su deviazione. Grande Garo. Primo gol alla squadra di Serie A. Grazie Garo, dai. Dai che adesso hanno paura. Vai Garo ancora. Mamma mia, Cutrone! Gol di Cutrone, ancora sul tiro di Garofalo. 2-1 in 2 minuti. Non ci voglio credere, Beppe. Non ci voglio credere, siamo morti, però siamo finiti. Devo fare l'ultimo... Mamma mia, devo togliere Marchizza per forza e mettere Carlos Badal. Perché la difesa morta. Cosa ho combinato? Ma l'ho fatto il cambio o no? Puttana merda, sì, ok. Dai ragazzi, per piacere... No, addirittura Piantina... Mamma mia, Consigli! Siamo stanchissimi però. Buttala via, buttala via. Bravo Cutro. Ah, la perdiamo male ma la recuperiamo bene. Melegoni.
Badal. Il Cutro, vai Cutro per il sogno. Vai Pippo. Ah Pippo! Pippo fuori! Bravissimo Badal, è entrato benissimo in campo il Bada. Capone. Qua Capone l'ha proprio spazzata via, abbiamo paura. Consigli, fischia arbitro, fischia anche se non è finita. Capone miracolo! Dalla Diaca! Dalla Diaca! Diaca! 3-1 Venezia! Incredibile, incredibile che la stiamo combinando in Team Cup. Incredibile in Team Cup. Andiamo a casa Beppe, andiamo a casa. Attenzione. Sensi, ormai è finita, ormai è finita. Yes! E si passa il turno in maniera devastante al quarto turno con una squadra di A. Sì, questa è stata veramente una prestazione mondiale. Mondiale. Sì. E Garofalino, ragazzi, Garofalino. Sì, grande Garo. E si va avanti, si va avanti. Il Pescara ha pareggiato la partita, siamo solo a un punto. Stiamo recuperando alla grande. Passato il Frosinone col Genoa, il Cagliari, il Bologna, l'Atalanta e il Vicenza. L'ultima partita del video, siamo all'Orogel Stadium col Cesena, bisogna fare altri 3 punticini. Stiamo andando veramente bene, Cioè in Coppa Italia non me l'aspettavo di passare con il Sassuolo. E adesso, fiori, è una sfida col Pescara che gioca col Teramo, che però è 19esimo, quindi prevedo una vittoria facile per il Pescara. Vai. Ma però stiamo su fluida. Proviamo ad attaccare che giochiamo meglio in offensiva. Piove. Stadio sintetico. Brava Quadro. Vai Piantina. Però qua... Vabbè, di questi non me ne fotto cazzo. E ora stiamo così. E vediamo se il Pescara fa una cagata. Garofalino che ci ha regalato la vittoria col Sassuolo. Capone, che azione sublime. Mamma mia, Cutrone, cosa si è mangiato qua. Tanto il Crotone in vantaggio, Joao Silva. Occhio, gol. Mamma mia, che culo. Dai. Cutrone a Quadro, stiamo giocando non benissimo per il momento. Cone. Bravo Fofa. Ancora Fofa che recupera. Bellissimo lancio per Piantina. Stop sublime. Stop sublime, passala però. Go. Non ci credo. Cosa ha preso ancora il portiere? Sta salvando la partita il portiere del Cesena, Tanto Zigoni Benali, il Pescara chiude la pratica Teramo purtroppo. Quindi bisogna assolutamente vincere. Per non dilapidare il recupero. No, Quadro erroraccio qua di Acqua, ma ancora il Fofa che è sublime. Per Cutrone. La perde. Bianchi. A Quadro, alla Gattuso, grande Acqua. Dopo la perde. Fofa. Cutro. Acqua, dai Stulak. Cutrone, tira. No, Capone ha una porta vuota. Stiamo sprecando l'impossibile. Stiamo sprecando l'impossibile. Dai ragazzi, non la cambio, la squadra sta giocando bene, però non segniamo. Purtroppo il Pescara vince, questo non va bene per la prima posizione.
fare dei cambi, secondo tempo inesistente. Allora, togliamo Capone e mettiamo Cacia. Cambiamo proprio formazione. Ok, allora mettiamo Cacia centravanti e al posto di Piantina mettiamo Agi e lo mettiamo qua che dà supporto. Vai, proviamo così. Dai ragazzuoli, dai, crediamoci. Proviamoci, 10 minuti, ai ai ai, la stiamo rischiando, sì. Tutto per tutto. Finisce 0-0, purtroppo buttiamo via, dilapidiamo. Vabbè, non voglio dire niente, guarda. Però torniamo a -3 purtroppo, subito, vabbè. Non commento i passaggi. Non partirà sicuramente. Non commento. Ma l'abbandono la giocata di Cutrone, ma te a cagare, va. 5 imbattibilità, raga, sotto il comandone veneziano, siamo sempre a 3 punti del Pescara. Abbiamo recuperato bene, purtroppo abbiamo riperso 2 punti. Però dai, insomma, non stiamo andando male, raga. Un saluto al comandone veneziano. Ciao!